che ottimo lavoro coi piedi, che non vuole sbagliare veramente niente, vuole tenere tutta la benzina nelle braccia per quanto necessario per arrivare fino in cima. Gesto pulitissimo da parte sua, ma come abbiamo già detto diverse volte è un arrampicatore assolutamente d'esperienza, ha un bagagio culturale di più di 20 anni d'arrampicata e l'abbiamo anche ricordato, oltre che essere vice campione del mondo di specialità, probabilmente semplicemente per un po' di sfortuna, allo stesso tempo tante volte lo vediamo competere con gli atleti non dotati nelle competizioni nazionali. Quest'anno si è presentato a Campitello di Fassa e ha partecipato alla gara di Coppa Italia disputatasi sulla nuova struttura di Campopiano. Eccolo lì, nessun problema per lui anche uscire da questo primo filtro che sicuramente ha messo a sedere Tiziana, ma allo stesso tempo avrebbe messo a sedere tanti altri, perché non era assolutamente facile. E ancora continua Reale, bravissimo, si ferma prima dell'ultima attacca, una prestazione assolutamente maiuscola, là dove il percorso